Bene, eccoci insieme anche oggi. Una volta c'era la fotografia, poi è arrivato il video, poi è arrivato il QR code e adesso parliamo di realtà aumentata e lo facciamo con Manlio Reffo, che è il titolare della B4D, che è un acronimo abbastanza freddo per dire Backs for Dreams. Allora, abbiamo detto parliamo di realtà aumentata, quindi parliamo di immagini, parliamo di futuro, ma perché questo nome così curioso? Il tutto è partito da una mia esperienza con un'azienda di mio fratello che fa shoppers in carta, no? Ho detto, vabbè, e allora mi sono chiesto come possiamo trasformare questo sacchetto in un sistema di comunicazione. Allora ho detto, ma trasformiamolo grazie alla realtà aumentata. Quindi, con un'applicazione che che poi vedremo, ho creato questo sistema che vuole mettere insieme la comunicazione cartacea, quindi su supporti fisici, con comunicazione web e social, integrata grazie alla realtà aumentata. Quindi tutto per creare emozioni, coinvolgere la persona, far scaturire i bisogni latenti, i desideri, i sogni latenti della persona, per poi venire soddisfatti dalle aziende che partecipano a questa community, ecco, di aziende. Ecco, credo che la novità sia proprio questa, perché ovviamente di aziende che fanno realtà aumentata ce ne sono molte, ormai insomma, da qualche anno se ne parla, magari ne parliamo più di sapere che cos'è in realtà, però insomma se ne parla. La vostra idea è quella di metterle a sistema, le aziende di un territorio, di fare una sorta di realtà aumentata territoriale. Esattamente, con la realtà aumentata creo le emozioni, catturo l'interesse, il desiderio della persona, poi lo porto in questa community dove ho la possibilità, grazie al collegamento con un portale che ho creato, appunto Backs for Dreams, mettere in relazione diverse aziende, ma non solo aziende, anche enti legati al turismo, quindi musei, ville e quant'altro. Quindi metto insieme quello che è cultura con l'impresa, metto insieme il sistema cartaceo con il mondo web e il mondo social, metto insieme la tradizione della carta con l'innovazione della realtà aumentata. Quindi tanti binomi, metto insieme il passato con il futuro grazie a un sistema presente. È quello che si chiama marketing territoriale. Marketing territoriale, sì, esattamente. Con una formula avanzata perché crea emozioni, questo è il punto. E grazie al fatto di creare questo community di aziende e di enti, proviamo a immaginare se ci sono 100 aziende, ognuno lo dice ai propri 100 clienti, ecco che abbiamo 10.000 contatti. A favore di chi? A favore di tutti. Il mio concetto è come il treno, Backs for Dreams è come un treno. L'imprenditore invita i suoi clienti a salire sul treno. Okay? Dopodiché cosa fa? Passa con il proprio banchetto in mezzo ai vagoni e vende i propri beni e servizi. A chi li vende? A tutti i clienti che sono all'interno del treno, non solo i suoi, ma anche quelli degli altri, una sorta di community. Quindi aziende eccellenti che si propongono a persone che sono sensibili e quindi a cui piace questo tipo di innovazione tecnologica. Che è semplice, se adesso la facciamo vedere. Ma è molto semplice. Si scarica un'applicazione gratuitamente, B4D, Backs for Dreams, si inquadra una semplice immagine, da questa immagine mi parte un contenuto video emozionale, ecco, provate, vedete, è un video che viene fuori proprio dalla cartolina. E dai tasti presenti nel video, ecco che io entro nel portale Backs for Dreams dove creo una scheda per ogni azienda dove posso mettere le iniziative, le promozioni, gli eventi e quant'altro, ma soprattutto li metto in contatto con tutte le altre aziende. Questa per esempio è una mappa che abbiamo creato ancora qualche anno fa del territorio del Trevigiano, Asolo, Montello, Castelfranco, Treviso. Ecco, in questo caso è molto, molto carino il discorso. Prendiamo un museo. Così, è un museo, per esempio questo è il Giorgione, eccolo qua, vedete? Sì, È praticamente la mappa che prende vita. E con questa applicazione posso aprire tutti i contenuti. Ecco, cosa c'è di tecnologico dietro questa cosa che sembra semplicissima? Ma sembra semplicissima, è un'applicazione che coglie i punti all'interno della fotografia, dell'immagine, che può essere di qualsiasi tipo, può essere un logo, può essere un'immagine di fantasia, più complicata è, meglio è,
e da questi punti fa emergere una nuova immagine, un nuovo video. Questo è l'ultimo sistema che ho creato. Da questa immagine qua si crea un foto 360, io praticamente sono all'interno del museo canoviano. Ecco, così si vede benissimo. Del museo Canova, eccolo là. Praticamente questo serve per catturare le emozioni, suscitare il desiderio latente della persona, quindi video molto brevi, molto efficaci, per dire effettivamente mi piace, approfondisco, entro nel portale e lì si entra in un mondo importante. E posso utilizzare questo sistema ovunque, posso utilizzarlo nelle cartoline, nelle mappe, negli shopper. Questo è stato molto carino perché abbiamo fatto ancora nel 2017, quando c'è stata la Dunata degli Alpini, ecco questo, che a un certo punto vedo il coro della Dunata degli Alpini. Mettiamolo a favore di telecamera così uno se ne rende conto. Eccolo qua, vedete un attimino, mi giro, vedete, eccolo qua, questo è il coro della Dunata degli Alpini e parte direttamente dallo shopper. Ma questo partiva anche dalle lattine di birra, dai bicchieri, dai gadget che le persone avevano a disposizione. Con la stessa applicazione, ecco, è partita un'altra immagine con quanta velocità, no? Bisogna stare attenti perché questo colpisce. E questo è Fondazione Marca Treviso, con la quale collaboriamo, abbiamo fatto delle belle collaborazioni. Ecco. Che dire? Quanto c'è di lavoro dietro questo? Beh, io sono partito 6 anni fa. Sono partito provando, riprovando, mettendo a punto il sistema e adesso praticamente è il momento di dare sfogo a questo tipo di iniziativa. Adesso stiamo partecipando a dei progetti nel Lazio, nel Veneto, altre idee ci sono in Sardegna. E adesso voglio partire anche con un progetto ai piedi del Grappa, quindi coinvolgere tutta l'area ai piedi del Grappa da Bassano a Marostica, poi prendere il Campo San Perese, Piazzola sul Brenta, ecco, per dire. Quindi una serie di mappe, no, che poi tutte insieme fanno parte di un collage unico. No? Ecco, rispetto al QR code qual è il valore aggiunto? Beh, a parte l'estetica... Il QR code è quel quadratino che siamo abituati magari ormai a vedere anche al supermercato, non lo usiamo in molti. Esattamente, non viene usato ed è anche bruttino. Sì, immaginare quello è vedere un QR code su queste mappe qua diventerebbe un qualcosa di osceno. No? Mentre qua si parte da una fotografia. Si parte da una fotografia. Questa fotografia io la posso mettere anche ovunque, la posso mettere, quindi non devo mettere il QR code, metto la fotografia. Quindi è un'iniziativa, un sistema che l'azienda può utilizzare anche su cose già fatte, un catalogo già attivo, già in essere, io posso recuperarlo e da lì far partire video e contenuti multimediali. Così si rende attivo, si rende vivace anche qualcosa che è sorpassato. Ma l'aspetto innovativo qual è? Quello di portare all'interno di un portale per mettere in condivisione tutte queste esperienze. In effetti Bags for Dreams, il logo di Bags for Dreams adesso è qua, è fatto da C e U incrociate. Cosa vuol dire? La condivisione delle unicità crea l'unione che genera la crescita. Questi sono valori ai quali io credo e cerco aziende che condividono questi principi per il benessere di... È facile trovare imprenditori che condividano questo, perché allora, di marketing territoriale si parla da tempo, di necessità di fare sistema dall'epoca di Marco Cacco, però ogni volta siamo qua a parlarne. Siamo qua a parlarne, effettivamente. Non è facile, per i primi anni era molto difficile perché quando uno mi vedeva con questo sistema dice ma da dove vieni? Sei avanti 20 anni, siamo troppo indietro noi per questa tecnologia. Adesso il mondo è cambiato, il mondo è più sensibile a questo, il mondo, tra l'altro anche il Covid, si è reso conto che bisogna condividere certe esperienze. Ognuno non può fare la strada per se stesso, ma deve mettersi in comunicazione e relazione anche con gli altri. Questo è il grande valore. È un cambiamento culturale, insomma, ecco, che io voglio fare e portare proprio per creare benessere alle persone. Insomma. Per questo metto insieme cultura e impresa. Ecco, devo dire che tra le cose che il Covid ci ha insegnato è che quando vedevamo dai paesi d'Oriente arrivare i turisti con la mascherina, li prendevamo in giro, poi si è dimostrato che avevano ragione loro. Sì. Era per arrivare a dire che io, francamente, persone che inquadrino QR code o realtà aumentata col telefonino, le vedo quasi sempre straniere. Italiane ne vedo ancora pochine. Sì, in Italia in effetti questo è un terreno vergine.
E una persona mi ha detto ancora 5 anni fa, quando sono partito, mi ha detto: guarda, tu hai scelto la regione più difficile. Ho detto, probabilmente il sì. Veneto. Ho detto, va benissimo, ho detto, io ho scelto proprio il Veneto perché quando sono sopra poi ho tutta discesa. Quindi sono molto ottimista in questo senso. E quali sono mi stanno dando ragione. le titubanze che trovo ancora? Ma le titubanze è il fatto di mettersi insieme con altre esperienze, ma io devo condividere con... e questo è un processo un po' di maturazione, no? Che bisogna un po' alla volta fare. Quindi la necessità di condividere le proprie esperienze, le proprie unicità. Ecco, in Il questo... problema è quali sono le proprie unicità, questo è il fatto, che quando noi andiamo a chiedere a un'azienda ma perché un'azienda, perché sei unico? Qua è il problema, no? Devo mettere insieme queste unicità, quindi basta copiare quello che fanno gli altri, ma devo creare qualcosa di nuovo. In questo l'ente pubblico dà una mano sul piano culturale, non sto parlando dei suoi finanziamenti. Sui finanziamenti sì, ci sono dei finanziamenti che... Ma volevo bypassare, lasciamo perdere, i finanziamenti ci sono, Sì. C'è uno stimolo da parte dell'ente pubblico a sviluppare questo tipo di comunicazione? Oppure sì, andiamo alla fiera, ma andiamo ancora con il dépliant, che è sempre utile, figuriamoci. No. L'ente pubblico ha interesse, specialmente dopo il Covid, ha interesse a sviluppare questo tipo di tecnologie, perché rende più facile le relazioni anche con altre parti del mondo e quindi rende più facile la visibilità e la comunicazione di delle aziende. Quindi sicuramente gli enti pubblici sono portati, sono interessati a questo tipo Ecco, questo di mi pare fra l'altro un digitalizzazione. sistema che superi le dicotomie che spesso quando nascono degli strumenti nuovi appaiono, cioè radio contro televisione, televisione contro... Qua invece non è carta contro... No, li metto insieme, sono sempre stati due mondi, il cartaceo, e quindi il biglietto da visita, la cartolina, il dépliant, eccetera, e il mondo web, sono stati due mondi sempre divisi. E ultimamente si passava dalla carta proprio al mondo web, invece dicono mettiamoli insieme, perché noi abbiamo bisogno della carta. Utilizzeremo sempre il sacchetto, utilizzeremo sempre gli imballaggi, utilizzeremo sempre immagini. E il sacchetto può diventare uno strumento di comunicazione innovativa. Di comunicazione innovativa, esattamente. Grazie a Manlio Reffo, che ricordo essere il titolare della Back for Dreams, che mi piace molto di più, devo dire, della Back for Dreams. Non c'entra nulla, però è molto bello. Metti il tuo sogno nel sacchetto, toglielo dal cassetto e mettilo nel sacchetto. Questa è la parafrasi. Bello slogan. Bene. Grazie a lui, grazie a voi per averci, anzi grazie a lui per averci portato nel mondo del futuro e grazie a voi se ci avete seguito. Ci si vede. Grazie, arrivederci.